ultimo uomo. Da Ricca, pressing di Gonzalez, si va da Di Maria, ancora non si intendono i due, col destro ha provato la conclusione Caltabiano. Gonzalez a far quasi da barriera davanti al pallone fra Corallo e Fuschi. Gonzalez, tocco da Corallo, destro fuori. Gonzalez, vediamo se ho visto bene, e infatti sì, perché il Canicatti e Di Maria, finita del 10. Di Maria è uno schema per Muro, anche lontana Corallo, andrà il numero 10 che se l'è guadagnata. Va Fuschi, Di Liberto risponde, Pennino sulla linea, poi Corallo, ancora Pennino sulla linea. Di Maria, tocco verso Muro, esterno Argibei, deviazione, poi occhio a Di Liberto che spazza via. Diventa un assist per Daricca che gira col destro. Si libera Urso per il destro. Gran parata. Urso rischia Messina lungo da Corallo. Occhio che il pallone passa. Di Liberto. Ancora. Qui occhio a Urso, non lo deve perdere, al tuo uomo la perde Argibei, parte in contropiede, poi dentro il pallone del numero 10 per il suo capitano e la sblocca il Mistral all'improvviso con sofferenza, grazie anche alle parate di Liberto. Prova ad accendersi il numero 10, Corallo buca, il pallone passa a Muro, l'Argibei e qui forse se l'è mangiato il numero 10 dentro al campo. Questo momento superiore da numerica per il Canicatti, destro del Ferraro, colpisce in pieno dell'aria e poi palo pieno di Fuschi e si mette le mani nei capelli. Gonzalez, Messina, pallone un po' a metà, occhio e quasi la ruba Muro, ci riesce Di Maria, contropiede Mistral, levata solo Muro che va dentro, che stavolta la mette dentro dopo l'errore nel primo tempo, si riscatta il numero 10 e l'inizio di seconda frazione di gioco del Mistral è perfetta. Del Ferraro ancora una volta la perde, sempre dell'aria a recuperare stavolta Muro, porta vuota ancora una volta, la prima sbaglia, la seconda no, fa il gol del 3-0, il numero 8 si ripropone la scena vista pochi minuti fa, sia nell'occasione in cui Muro ha sbagliato a porta vuota, sia in questa in cui va a segnare. Occhio! Perché all'improvviso un pallone un po' a metà, Gonzalez lo trasforma in un assist per Laurenzana. Occhio, perché il Canicatti non è morto, 3-1. All'indietro addirittura del Ferraro, pensa anche alla conclusione dell'effettua parata, deviazione da parte di Liberto, non si fa mai trovare disattento. Alex. Gonzalez, occhio perché ha spazio, passa l'11, contrastato da nessuno, Corallo non riesce a servirlo, ancora il 31 da Messina, quasi da Ricca la intercetta, ancora Laurenzana sul fondo dentro, gira palla come vuole alla panchina il mister del Canicatti, Fuschi aveva trovato lo spazio più che la porta vuota, Di Liberto prova a calciare. Lo conosciamo già per questo tipo di giocate, aspettava solo questo momento e infatti fa il gol del 4-1 con la porta.